Buongiorno, buona domenica e soprattutto buon anno. Prima diretta del 2022, anche oggi in vostra compagnia fino alle 13:30, tanti gli ospiti in studio, in collegamento, i commenti di quelle che saranno le novità che ci aspettano in questo nuovo anno che si apre purtroppo ancora con numeri importanti sul fronte dei contagi. Saluto subito Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Buongiorno, ben ritrovato e buon anno. Buongiorno a voi, buon anno a tutti quanti, grazie. Mi terrà compagnia per parte di questa diretta perché insomma quello del mondo delle imprese, della ristorazione, ma non solo, è una categoria che sta risentendo pesantemente di tutte le misure messe in atto per cercare di limitare questa quarta ondata. Sentiremo insomma come è andato il bilancio di questo Capodanno e soprattutto quelle che sono le aspettative per questo 2022. Però in collegamento c'è il direttore generale dell'USL 2, il dottor Francesco Benazzi, che saluto e faccio anche a lui gli auguri per questo nuovo anno. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori e tanti auguri di buon anno a tutti voi. Grazie direttore. Allora iniziamo subito facendo un po' la fotografia della situazione ad oggi nella Marca Trevigiana. Ieri c'era stato un nuovo record purtroppo di contagi, in qualche modo probabilmente legati ai festeggiamenti per il Natale. Oggi il numero è ridotto, ma immaginiamo che sia dovuto anche al numero di tamponi eseguiti nelle ultime ore in Veneto e nella Marca Trevigiana, visto insomma che ieri era una giornata di festa. Sì, guardi, ieri i numeri 4.934 positivi che abbiamo avuto erano frutto la sommatoria di 2 giornate di rilevamento e in più i casi che sono usciti positivi sono usciti anche 3 volte, per cui il numero esatto, e che comunque è elevatissimo, sono 1534, che comunque è elevato. Oggi effettivamente ha ragione lei, ieri abbiamo fatto meno tamponi essendo stato festivo il primo dell'anno, quindi decisamente oggi, ma soprattutto domani, troveremo ancora questi numeri che sono legati ovviamente molto alla circolazione del virus, perché abbiamo ancora la variante Delta Plus, che è quella che domina ovviamente il panorama, e quel 20% che si dice, perché noi questo ancora non l'abbiamo rilevato nella nostra provincia, di Omicron che sta girando. La cosa positiva da dire è che noi ci auguriamo che adesso, con il fatto che le scuole sono, come dire, in riposo, sono a casa per le festività, e le persone magari mantengono sempre la mascherina, e continuo a ribadire, non è l'andare in ristorante che crea problemi, perché chi va in ristorante, lo dico perché credo molto a queste cose, perché bisogna che distinguiamo le cose buone dalle cose che non sono corrette. Andare in ristorante con il Green Pass, con la distanza, voglio dire, e dove vengono rispettate dai ristoratori, perché è così, le distanze di sicurezza, e viene controllato il Green Pass, i rischi non ci sono. Ci sono più rischi quando ci troviamo a casa, tutti a casa, invece di andare al ristorante, perché non vogliamo magari essere controllati, e ci troviamo in 30 e non rispettiamo le distanze, non reggiamo la stanza o non abbiamo tutti il Green Pass. Direttore, oggi ha notizia della situazione nei Covid point della Marca. Immaginiamo che possano esserci insomma dei rallentamenti, solitamente accade così dopo i giorni di festa, ci sia un assalto in qualche modo a chi ha deciso di sottoporsi a tampone recuperando appunto le giornate di festività. Sì, noi abbiamo un duplice binario, stiamo recuperando un po' tutte le classi, ricordo a tutti che avevamo 12.000 studenti tra quarantena e monitoraggio, quindi è chiaro che stiamo già recuperando un po' tutti i ragazzi alle scuole per dar loro libertà di poter godersi queste vacanze con le loro famiglie e muoversi sostanzialmente oltre il territorio comunale, andare dove vogliono. E in secondo luogo abbiamo gli effetti di chi ha fatto le feste tra virgolette in casa, come per carità giustamente hanno fatto, e che per essere tranquilli vogliono farsi il tampone. Quindi sì, le code le abbiamo ancora, stiamo facendo tanti tamponi. A differenza di altre regioni, la regione Veneto è stata provvida e ha sostanzialmente
da tempo fatto una scorta di tamponi importante in modo tale da poter rispondere a queste esigenze. In altre regioni purtroppo questo non succede perché i tamponi sono finiti, d'altronde è anche vero che le ditte produttrici stanno producendo per tutto il mondo. Quindi al momento non c'è questo timore di mancanza di reagenti e di tamponi per ora? Per ora no, la Regione Veneto ha fatto l'Agenda Zero, ha fatto queste commesse per cui per adesso siamo coperti. È chiaro che se il problema assume una dimensione importante a livello mondiale, come purtroppo sta assumendo, perché vediamo che l'Europa, usiamo questo termine, è tutta rossa, quindi è tutta contagiata, sostanzialmente è facile che poi anche le ditte non riescono più a rispondere alle richieste che sono tantissime. E quindi per adesso questo problema, grazie appunto al fatto che il Veneto è stato provvido, questo problema noi non lo abbiamo. Direttore, la situazione invece negli ospedali, area medica e terapie intensive, avete magari ricoverato qualche caso particolare nelle ultime ore? Qual è la situazione? Guardi, allora sul fronte dei ricoveri, chiamiamoli così, Covid, malattie infettive, patologie, medicine, geriatria, eccetera, diciamo che stiamo tenendo una fase costante. Noi non riduciamo di tantissimo, però lentamente con una piccola gocciolina, 5-6 persone in meno ricoverate, riusciamo in qualche modo a diminuire. Cosa che non succede nelle terapie intensive perché? Perché purtroppo ci stanno arrivando sempre di più, ormai le nostre terapie intensive quasi al 100% sono purtroppo occupate da persone che non si sono vaccinate o hanno fatto una dose sola. Questo è significativo, però è anche pericoloso perché noi siamo a 39 persone ricoverate in terapia intensiva, per cui ci stiamo attivando già da ieri con i miei collaboratori per aprire nuovi posti. Perché? Perché spesso e volentieri ci arrivano direttamente con il SUE in pronto soccorso persone non vaccinate che resistono a casa, non si so perché non vogliono essere curate o comunque non vogliono venire in ospedale, e poi ci arrivano stremate in ospedale e siamo costretti a portarle subito in rianimazione. Quindi il messaggio è: mi raccomando, ecco, accettate le cure intanto a domicilio, e in secondo luogo, se vedete che ossigenate poco, è conveniente venire in ospedale, perché noi riusciamo così a frenare la possibilità di andare purtroppo in terapia intensiva, col rischio poi di anche morire. Quindi il messaggio è: in qualche modo evitate di fare resistenza al ricovero nel momento in cui i medici o il vostro medico di famiglia o i medici SUE o i medici dell'USCA vi chiedono il ricovero. Nuovi posti, ovvero come pensate di riorganizzare, direttore? Allora, sicuramente potenziando, anche se siamo in estrema difficoltà, perché, ripeto, non stiamo gestendo solo pazienti Covid. Gli ospedali stanno ricoverando tantissimo e i pronti soccorsi nostri sono sotto pressione non tanto per i Covid quanto per le persone, diciamo, che hanno patologie normali, pazienti cronici, scompensi cardiaci, diabetici scompensati, broncopneumopatie, cioè tutte patologie che ovviamente c'erano anche prima e con le quali noi dobbiamo oggi, avendo tutti gli ospedali aperti, convivere e quindi ricoverare. Per cui abbiamo fortissime pressioni in questi 2 giorni, il giorno ovviamente del primo dell'anno, e anche oggi, sentendo i miei collaboratori, grossissime nei pronti soccorsi. Quindi effettivamente stiamo lavorando molto anche con persone che non sono Covid, oppure con qualche persona che viene per altre patologie e poi facendo il tampone si scopre che è Covid. Quindi stiamo un po' riorganizzando tutto il sistema e stiamo praticamente occupando altre aree degli ospedali, riducendo chiaramente l'attività specialistica, perché i nostri collaboratori sono sempre quelli, non troviamo medici specialisti, è un refrain, è un motivo che continuo a dire, un leitmotiv che continuo a dire sempre, ma non avendo specialisti noi dobbiamo fare con le stesse persone diverse cose. Quindi state registrando un importante numero di accessi ai pronto soccorsi in questa giornata? Assolutamente sì, un numero molto considerevole. Tenga conto che solo di movimentazioni di ambulanze già da stamattina, adesso siamo a mezzogiorno, abbiamo già avuto 50-60 chiamate con movimentazioni di ambulanze, quindi una grandissima richiesta. Più abbiamo ovviamente i traumi che si hanno sempre
dopo il primo dell'anno, e più le patologie normali che le persone hanno. Aggiungiamo a questi Covid e poi ovviamente oggi abbiamo ripreso a fare le vaccinazioni ai Vax Point, e quindi abbiamo ripreso, oggi faremo oltre le 7.000 vaccinazioni e siamo contentissimi perché cerchiamo in qualche modo di frenare la diffusione del virus, e facciamo i tamponi, e in più ovviamente gli ospedali lavorano a pieno regime. I trevigiani si sono comportati bene a Capodanno, ci sono stati degli ingressi dovuti proprio ad incidenti causati nonostante le tante ordinanze di divieto dei botti, ma legati in qualche modo ai festeggiamenti del Capodanno? No, legati ai festeggiamenti, cioè diciamo alla dimensione del botto, quindi o bruciature o traumi a livello degli arti superiori da botto, no, assolutamente no. Abbiamo avuto i soliti traumi legati a qualche incidente stradale o cadute, eccetera, ma non legati ovviamente ai fuochi d'artificio. Ultimissima domanda, direttore. Zero Branco è partito come comune collaborando con l'ULSS per quanto riguarda i tamponi agli studenti. Ci saranno altri comuni che si aggiungeranno? Qual è la situazione ad oggi? Sì, io devo ringraziare sempre i sindaci, perché dall'idea sorta dal dottor Rigoli, che era quella di vedere, di stemperare per le scuole, soprattutto perché dal 10 riprenderanno le scuole, quindi noi dobbiamo essere pronti ad affrontare ancora nuovi casi, perché è dimostrato che nei ragazzi c'è una ampia diffusione del virus, in particolare poi si arriverà all'Omicron, che è ancora più diffusivo. Sì, abbiamo avuto questa collaborazione da parte di sindaci, ne abbiamo già una 60ina di comuni che sono pronti. Dobbiamo organizzare il sistema, da qua al 10 ce la faremo, stiamo mettendo anche in collegamento il nostro SISP, scusate, per poi ricevere i dati, perché chi fa i tamponi poi noi li dobbiamo registrare direttamente sul SIAVR, cioè sul sito regionale e nazionale, e i titolati a farlo sono i medici, famiglie, i pediatri o il SISP e nessun altro. Per cui, fatto questo, dovremo riuscire veramente ad evitare a mamma e papà le code per portare i propri figli a fare la verifica della negatività del tampone, che è risultato positivo. Grazie davvero al direttore generale dell'USL Francesco Benazzi, grazie per averci fatto questa fotografia aggiornata della situazione. Naturalmente buon lavoro, direttore, torneremo ad aggiornarci nelle prossime ore. E buon anno ancora. Grazie anche a lei, direttore, buona giornata. Penso a Iello. Dunque il direttore Benazzi è stato molto chiaro: i contagi non avvengono nei ristoranti, avvengono in casa, perché poi calano quelle che sono le misure di precauzione, l'attenzione, eppure per questo Capodanno sono fioccate le disdette proprio nei vostri ristoranti. Sì, era una cosa che purtroppo ci si aspettava, perché comunque anche l'ordinanza quarantena è arrivata molto tardi. La paura dei clienti non era tanto quella di contagiarsi nel ristorante, ma di avere nello stesso ristorante, nella stessa sala, qualcuno che risultasse poi positivo, in questa maniera dovesse sospendere la propria attività lavorativa. E questo ha portato a tantissime disdette, in certi casi anche più del 60%, in certi casi hanno anche portato poi il ristorante a scegliere di chiudere e cancellare anche quei 3-4 tavoli che gli erano rimasti. Ovviamente, grazie appunto alla circolare quarantena che è appena uscita, riusciremo in teoria a portare un po' più di serenità nei nostri luoghi di lavoro, e quindi speriamo che il lavoro da qua in avanti sia sempre più fluido, e di questo secondo me bisogna anche ringraziare appunto la campagna vaccinale, che ha portato il governo ad attuare un provvedimento del genere, che senza le vaccinazioni, senza quindi un certo tipo di immunità di gregge di cui si parlava tanto nei mesi scorsi, non si poteva appunto attuare. Ovvio però che abbiamo perso un'altra opportunità di fare cassetto e di poter un po' ristabilire l'economia delle nostre aziende, e adesso ci tocca ricominciare da zero qua a gennaio, sperando appunto che quanto abbiamo ottenuto fino ad oggi, quindi la possibilità di lavorare anche nelle fasce di rischio più pericolose, la possibilità di non andare in quarantena se abbiamo un contatto purché vaccinati, ci permetta di non andare incontro a nuove chiusure, a nuove restrizioni, almeno per chi appunto ha la doppia dose, la dose booster, e quindi di lavorare almeno con l'80% dei clienti in serenità per i prossimi 12 mesi in maniera continuativa. Perché poi il rischio di andare in quarantena riguarda anche voi, nel senso che in un ristorante, nel caso uno dei vostri collaboratori fosse positivo, portava alla chiusura. Ci sono stati dei casi
casi del genere che voi avete rilevato, immaginiamo? Sì, oltre ai ristoranti anche ai negozi, girando per Treviso in questi giorni si sono visti diversi negozi, gioiellerie col cartello chiuso per rispettare le norme Covid, perché bastava appunto che un membro dello staff in un ambiente comunque chiuso e piccolino fosse risultato positivo, e fino appunto al 29 di dicembre c'era l'obbligo tassativo di chiudere almeno per i 5 giorni della sorveglianza, poi il tampone e comunque altri 3 giorni in attesa dell'esito del tampone, quindi alla fine la settimana 10 giorni si chiudeva comunque. E adesso con questa nuova norma invece, se la doppia dose è stata fatta da meno di 120 giorni o se c'è già stata fatta la dose booster, c'è la possibilità appunto di continuare a lavorare finché non si presentano i sintomi con l'FPP2 senza l'obbligo di effettuare il tampone e quindi continuando a mantenere operativa l'azienda. Il periodo di Capodanno, come quello delle festività in generale, è un periodo importante per i ristoranti, per i bar, perché insomma sappiamo come il lavoro aumenti. Avere questa situazione è stata un'ennesima batosta per la vostra categoria. Come diceva lei, qualcuno addirittura ha deciso di chiudere. C'è una percentuale o comunque indicativamente quanti hanno deciso? È una minoranza? Probabilmente. Diciamo che in realtà no, nel senso che chi non aveva, abbiamo visto questa cosa qua, chi non aveva un cenone programmato con menù fisso e quindi che non si era già accaparrato una serie di tavoli sicuri, ha deciso di chiudere. A Treviso penso che almeno un ristorante ogni su 3 abbia alla fine deciso di chiudere perché appunto non era sostenibile aprire sperando che qualcuno venisse dentro, anche perché senza tra l'altro le feste in piazza la movimentazione di gente dopo le 19 era molto limitata, quindi non si poteva neanche sperare appunto nel cliente occasionale, di conseguenza la scelta è stata praticamente obbligata e comprensibile. Non è tutto quanto nero, nel senso che ricordiamoci che comunque abbiamo potuto lavorare tutta dicembre dopo le 18, abbiamo potuto lavorare tutta la settimana di Natale, nonostante la zona gialla, nonostante i numeri sempre più verso la zona rossa, la zona arancione, cosa che un anno fa non c'era stato fatto possibile. Di conseguenza comunque stiamo ricominciando a produrre, stiamo ricominciando a far conto sui nostri incassi per vivere, non sugli aiuti dello Stato, e già questo anche moralmente aiuta molto un imprenditore, e quindi comunque si vede finalmente una via d'uscita. E poi ripeto, io ho preso in maniera molto positiva la circolare della quarantena, perché è un po', secondo me, un primo punto d'arrivo a tutto quello che si è fatto nell'ultimo anno tra campagna vaccinale e tracciamento. Quindi adesso inizierei a essere un po' meno impaurito dai numeri, dai contagi, perché sappiamo che se anche troviamo 1 milione di positivi al giorno, questo non vuol dire dover chiudere 2 milioni di persone al giorno in casa, quindi si può ricominciare a sperare in una continuità della vita per i prossimi 12 mesi in maniera un po' più lineare. Anche un programmare, perché al momento è venuta a mancare proprio la programmazione, la sicurezza. È un modo probabilmente per dire dobbiamo convivere, perché ormai siamo arrivati a capire che debellare completamente il Covid è molto difficile, bisogna imparare una convivenza fatta di attenzioni, di precauzioni, ma di una sorta di vita comunque non più come quella di prima, ma una vita il più possibile normale. Esattamente, la convivenza era quella a cui tutti quanti comunque ambivamo negli ultimi 12 mesi, adesso sembra che ci siamo finalmente arrivati, sembra che la maggior parte della popolazione l'abbia capito, perché ormai i dati del vaccino parlano di un quasi 90% di prime dosi, di conseguenza ora abbiamo i presupposti per iniziare a convivere e non più ad avere paura per forza del virus. Speriamo che questa cosa venga capita il prima possibile anche dal restante 10%, perché ovviamente non si vorrebbe che lo capissero solo quando la cosa li tocca nel proprio privato, quindi speriamo che tutte queste concessioni che pian piano vengono fatte per tornare alla normalità gli aiutino a riflettere su come possa la campagna vaccinale essere stata importante per la ripartenza, e adesso appunto cominciamo questo periodo di convivenza e però, ripeto, sempre con cautela, perché speriamo che il governo non attui poi indicazioni dell'ultima ora, come è avvenuto per le discoteche quest'anno, le pistaci l'anno scorso, dove nonostante la sicurezza, le norme rispettate e quant'altro, nonostante il decreto non prevedesse chiusure, poi arriva comunque la norma all'ultima ora che prevede delle chiusure in maniera quantomeno discutibile, magari chiusure anche
comprensibili per lo stato epidemiologico, ma che devono arrivare almeno un mese prima, perché tanto si sapeva dove si sarebbe andati a parare alla volta di Capodanno, quindi non possono arrivare il 25 di dicembre per Capodanno, perché appunto la programmazione, come diceva giustamente prima, è importante. In quei settori dove si muovono veramente molti soldi per organizzare un singolo evento è ancora più importante, e quindi queste decisioni così a 5 giorni prima fanno molto male a tutto il settore. E c'è chi tra i suoi colleghi, tra i ristoratori, ha deciso di salvare perlomeno la notte di San Silvestro puntando sull'asporto, anche se sappiamo che poi ne avevamo parlato spesso con lei durante la prima fase. L'asporto purtroppo non garantisce di rientrare poi di quelle che sono le spese, poi richiede una programmazione, richiede insomma una organizzazione diversa. Chi non era già organizzato per l'asporto decisamente non lo fa, ma c'è qualcuno che magari anche in prospettiva, visto delle nuove misure inserite in un ultimissimo decreto, punterà sempre di più sull'asporto, o resta proprio un'estrema ratio? No, diciamo che comunque mi sono reso conto che l'asporto per molte realtà sta diventando sempre di più un aspetto da tenere in considerazione. Abbiamo imparato nell'anno scorso, abbiamo fatto tesoro di quello che serviva alla popolazione in questa nuova situazione, abbiamo cercato di implementare il nostro servizio in tal senso, e quindi appunto proprio a San Silvestro molti ristoranti che hanno ricevuto le disdette dell'ultima ora, proprio quelle di 4-5 giorni, quando ormai si era già comprato, certo, acquistato la materia prima, sono riusciti comunque a far arrivare lo stesso prenotato a casa del cliente. La cosa è anche un po' strana, perché appunto ti fa vedere come le 10 persone che non si sentivano sicure al ristorante poi si hanno fatto la festa a casa senza nessuno che controllasse la sicurezza effettiva degli ospiti. Quindi è emblematico di quanto la paura non fosse tanto nel gruppo delle 10 persone che si conoscono, ma nel rischio di avere una persona positiva all'interno della sala del ristorante. Comunque di necessità si fa virtù, e quindi per fortuna molti nostri colleghi che hanno ricevuto appunto disdette si sono poi votati all'asporto, perdendo appunto tutto l'indotto parallelo del beverage e di tutte quante le vendite accessorie, però piuttosto che buttare via qualche chilo di pesce, quantomeno si è salvato il salvabile, ecco. Dal 10 gennaio poi nuove regole, in particolar modo l'obbligo di Super Green Pass anche per consumare all'esterno. Se era l'ultima, diciamo così, frontiera che permetteva a chi non era in possesso della vaccinazione di comunque consumare al tavolo, grazie anche all'organizzazione insomma di bar e ristoranti che avevano predisposto quei sistemi di riscaldamento esterni eccetera, adesso viene a mancare anche questa. È una misura che vi preoccupa, o comunque va sempre vista in ottica di comunque rimaniamo aperti anche se finiamo in zona arancione? Allora, innanzitutto dal 10 di gennaio decade completamente il senso del decreto delle zone fasce di rischio, perché a questo punto essere in bianco, in giallo, in arancione non cambia assolutamente nulla. E quindi è probabilmente un primo sintomo che il governo sta pianificando forse male la parte di prevenzione nei locali, dando colpe a chi non le ha, perché se poi continuiamo a rispettare le regole ancora non va bene e devono cambiare la norma, vuol dire che qualcosina in quel senso l'hanno sbagliato. Detto questo, sì, onestamente a noi ha fatto molta più fa molta più paura rivedere all'apertura delle scuole, all'apertura degli uffici la prossima settimana la gente al banco con molli di lavoro grosse, che dovrà quindi aspettare, quando magari ha un minuto prima di entrare in ufficio, il caffè al banco e bisogna incontrare il Green Pass. Quello fa più paura e ci porterà probabilmente ad avere qualche vendita in meno. La vendita all'esterno in realtà è abbastanza trascurabile, ma più che altro perché il 10% della popolazione non è vaccinata, e di questi non tutti comunque sono disposti a prendere freddo e a sedersi fuori, quindi in realtà quelli che utilizzano in questo momento lo spazio esterno, nonostante le giornate molto calde degli ultimi giorni, a gennaio e a febbraio non sarà poi un numero così considerevole da renderci, da crearci un vero e proprio impedimento lavorativo, insomma. Di conseguenza è molto più importante poter stare aperti, e cercheremo il modo più che altro di gestire invece la clientela al banco, che per quanto sappiamo che saranno quasi tutti quanti comunque provvisti di Green Pass, di Super Green Pass, dovremo comunque verificare, e mentre fino a qualche giorno fa potevamo verificarlo il cliente abituale una volta e poi magari trascurare, se arriverà, come era stato detto dal governo, l'aggiornamento dell'applicazione che va a bloccare il Green Pass a chi risulta positivo, questo ci comporterà a dover verificare il Green Pass anche 2 o 3 volte al giorno allo stesso cliente che viene 2 o 3 volte al giorno, perché mai si sa quando verrà eventualmente tracciato per un'esposizione alla positività.
L'unica cosa che speriamo che venga in quel caso però chiarita presto, ed è la cosa che chiediamo ogni volta che c'è un provvedimento di questo tipo alle varie prefetture del Veneto, sarà quella dell'utilizzo dei servizi igienici che devono essere messi a disposizione non solo dei clienti, e quindi in quel caso chi non ha il Super Green Pass può girare per la città, può andare nei negozi perché non è chiuso se non all'interno del comune in fase arancione, potrà entrare per utilizzare i servizi igienici. Punto di domanda, speriamo che siano dei chiarimenti che arrivi prima del 10 gennaio, quantomeno qualche ora come al solito. Prima. Com'è il comportamento dei clienti? C'è collaborazione o diciamo così quella esasperazione a cui qualcuno dice di essere sottoposto alla luce delle tante misure magari si rifiuta o comunque polemizza? O c'è collaborazione anche per sveltire proprio il vostro lavoro? No, diciamo che, come dicevo con un suo collega qua della rete qualche giorno fa, in questa fase è tutto molto più collaborativo e molto più facile rispetto a quello che era stato ad agosto del 2021, quando è stato il primo ingresso del primo Green Pass. I casi ci sono stati, mi ricordo la barista che si è purtroppo vista lanciare un caffè in faccia da un cliente. Ma nella maggior parte dei casi ormai i clienti già sanno, già entrano predisposti col Green Pass in mano o comunque a portata, tanti lo stanno salvando sullo screenshot del telefono, si stanno comunque attrezzando per aiutarci a lavorare, quindi comunque il clima si è molto rasserenato, è molto più facile lavorare in questo senso. Tempo lo perdiamo lo stesso perché non sempre l'applicazione funziona bene, non sempre è molto fluido, ogni tanto si tira fuori quello della seconda dose ma intanto è andato fuori servizio perché è arrivata la terza, quindi c'è ancora qualche complicanza, ma si riesce a risolvere in maniera molto più tranquilla, molto più serena rispetto ad agosto 2021. Lei ci aveva detto dopo il penultimo, ormai dobbiamo andare a numero, decreto del governo, che vi eravate consultati tra altre associazioni proprio di notte, avevate fatto questa call ed eravate pronti a mettere in atto una manifestazione. Lei aveva detto però sarà diversa dalle precedenti perché poi alla fine andare in piazza si porta a casa ben poco. Ecco, è stata congelata quell'idea alla luce delle novità ora introdotte o c'è sempre questo malessere tra di voi? È stata congelata più che altro perché siamo stati convocati dal ministro Garavaglia, ministro del turismo, 2 giorni dopo. Quindi è bastato parlare di questa cosa alla stampa nazionale per avere questo invito, e il ministro Garavaglia e il sottosegretario al lavoro Nisini, e con il quale abbiamo iniziato a discutere dei primi punti per noi imprescindibili per continuare comunque a lavorare, perché appunto stiamo continuando a lavorare, ma seppur ci concedono di lavorare non sempre le attività sono piene, vedi appunto il caso di Capodanno, quindi comunque ulteriori attenzioni alla nostra categoria sono necessarie. Questa prima riunione è stata fatta, il primo provvedimento che abbiamo chiesto, perché noi da sempre comunque siamo in tutela del nostro staff, che è quello che ci permette di essere poi forti durante l'anno, è stata quella di rinnovare immediatamente la cassa integrazione che decade dal 31 di dicembre, cioè è scaduta 2 giorni fa. Ovviamente non avendo la possibilità di lavorare ancora al 100%, per molte realtà sarà necessario poter concedere qualche ora di cassa integrazione ai nostri dipendenti. È il primo punto che abbiamo discusso ed è quello che probabilmente verrà approvato a brevissimo, e di qui in avanti comunque ci attendiamo altri provvedimenti che comunque aiutino le nostre aziende. Una sarà sicuramente la concessione della cosa per i primi 3 mesi del 2022, che è passata comunque con la manovra. Poi ne parliamo nello specifico per dare proprio le indicazioni di quello che succederà. Però bisogna anche ritornare a parlare di crediti d'imposta sugli affitti, delle rateizzazioni che ci hanno concesso per i prestiti agevolati dallo Stato, che comunque finché lo stato d'emergenza perdura è necessario slittare e magari aumentare anche in scadenze, e quindi una serie di provvedimenti che erano già stati attuati per il 2020 e per metà del 2021, qualora lo stato d'emergenza continui è necessario che diventino operativi anche nei prossimi mesi. Non chiediamo quasi mai noi che ci vengano tolti completamente pagamenti o dati soldi a gratis, come si dice, ma quantomeno metterci in possibilità di pagare quanto dobbiamo in maniera equa per il lavoro che ci permettono di fare e in tempi equi in base al periodo difficile che stiamo vivendo.
Allora, noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, dopo dovremo avere in collegamento la Presidente nazionale di ANEF, che è l'associazione degli impianti di risalita, perché anche quello è un settore che l'anno scorso non ha praticamente mai aperto, quest'anno è ripartito, prima con il Green Pass e poi da 10 gennaio con il Super Green Pass, ci sono anche nuove regole, insomma capiremo quella che è la sensazione anche di quel settore intorno al quale poi gravitano tutti le altre attività, dai bar ai ristoranti agli alberghi, quindi si punta molto sul turismo invernale per questa stagione. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per questa prima diretta del 2022 insieme a me in studio Andrea Penzoiello, Presidente di Veneto Imprese Unite. Abbiamo parlato insomma di quelle che sono il bilancio del veglione per i ristoranti, abbiamo parlato poi di quelle che sono anche le novità introdotte dal nuovo decreto che va ad interessare tra i vari settori anche quello degli impianti di risalite, degli impianti funiviari. Allora vado a salutare la Presidente nazionale di ANEF Valeria Ghezzi. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi, buon anno. Buongiorno a voi, buongiorno ai spettatori, buon anno a tutti. Presidente, allora come avete preso la notizia dell'introduzione dal 10 gennaio del Super Green Pass per accedere anche agli impianti di risalita? Insomma, sappiamo quanto sia importante per tutta la montagna invernale riprendere dopo lo stop forzato dell'anno scorso. Questa misura la vedete positivamente o temete che possa avere ripercussioni per il clou della stagione invernale? Ma tutto sommato la vediamo positivamente perché rende anche tutto il resto della clientela molto più tranquillo, i controlli li facciamo, sapete benissimo che in zona Dolomiti Superski viene controllato ogni singolo passaggio, io credo che passare dal buzzer rinforzato non sarà una difficoltà, certo qualcuno che oggi scia col tampone c'è e quelli dovranno decidersi, ma non ci spaventa. Come sta andando questa stagione, la stagione del Green Pass, adesso Super Green Pass? C'era la voglia di tornare a sciare, quindi si è fatto fronte alle misure pur di tornare sugli sci sulla neve? Sì, c'era tanta voglia e c'è ancora direi tanta voglia, tuttavia gli afflussi non sono quelli degli altri anni, siamo comunque un pochino al di sotto, vuoi per le tante disdette che hanno avuto gli alberghi, generalmente per quarantena piuttosto che per positività, vuoi per un po' di paura, perché questa situazione di contagi che salgono chiaramente un po' paura la fa, ecco. È possibile quantificare, dare una percentuale, Presidente, a quanto sia il calo rispetto alla normalità, diciamo, a quello che anche magari vi sareste aspettati? Ma credo che si possa parlare durante queste festività perché all'inizio è di un calo intorno al 30%, esattamente come avevamo previsto. La grande incognita resta però dopo il 9 di gennaio chiaramente perché mancheranno gli stranieri e non sappiamo effettivamente dopo come andranno le settimane bianche. Ecco, la mancanza proprio degli stranieri legata naturalmente a questa quarta ondata che sta investendo anche il resto d'Europa, l'abbiamo detto parlando con altri addetti ai lavori del settore turismo, sta pesando davvero molto, vuoi sulle città d'arte in modo particolare ma anche sulla montagna invernale perché sappiamo quanto il turismo estero punti sulla nostra montagna per le settimane bianche. Purtroppo sì, diciamo pure che sulle Alpi in generale, non solo nel Triveneto, ma su tutto l'arco alpino il turismo straniero rappresentava ormai una cifra prossima del 50%. Quindi questo rischia di essere un dato importante. C'è una gran voglia di tornare a sciare o di iniziare a sciare anche da parte degli italiani, ma sarà difficile compensare una cifra importante come il 50%. Ecco. Presidente, è difficile, crea rallentamenti il controllo del Green Pass, ora ci sarà anche il controllo del Super Green Pass, giustamente come diceva il nostro ospite bisogna controllarlo magari anche allo stesso cliente più volte perché se viene bloccato perché subentra una quarantena, vi preoccupa questo? Avete notato dei rallentamenti e si ipotizzava di introdurre il Green Pass al momento della prenotazione, dell'abbonamento, a che punto siamo per questa
proposta che era arrivata proprio da voi, dagli addetti ai lavori? Allora, direi che il sistema di controllo per lo ski pass è un sistema molto, diciamo, semplice, perché al mattino prima di andare a sciare si abilita lo ski pass facendo vedere il Green Pass sia online che su una macchinetta alle stazioni che alle casse. Quindi il sistema di questa abilitazione poi ti permette di sciare per tutto il giorno senza doverlo ricontrollare altre volte, perché è quello che sblocca, diciamo, lo ski pass. Non è un sistema che quando fatto in cassa rallenta un po', però onestamente è un sistema che funziona, proprio perché diversamente dai locali che ci sono sulle piste, dove devi controllare la gente che entra, esce, rientra e fai fatica poi a sapere chi è controllato e chi no. Con il software di Dolomiti Superski siamo messi molto molto bene. E scattano poi anche le nuove regole adesso per sciare, Presidente, dall'assicurazione all'obbligo di caschetto per i minorenni. Queste misure necessarie, secondo il governo, come vengono accolte dalla categoria? Guardi, la prima considerazione è che forse non era l'anno di far entrare in vigore una legge del genere, insomma, parliamoci chiaro. Abbiamo già subito un colpo durissimo, gli sciatori sono stati un anno senza mettere gli sci, adesso accollare anche questa nuova legge si poteva rinviare di qualche mese, mettiamola così. Detto questo, il casco mi preoccupa poco, perché ormai i ragazzi ce l'hanno fino a 14 anni e non smettono a 15, quindi il casco fino ai 18 anni ormai ce l'hanno praticamente tutti. Il tema dell'assicurazione è un tema che è stato spiegato poco e male, perché tanti magari ce l'hanno anche una banale RC famiglia e non sanno di averla. E il tema invece del sci stato di ebbrezza, ma anche quello dell'assicurazione, forse sono temi che hanno bisogno di un decreto attuativo che dica quali sono i massimali per l'assicurazione, il massimale per il tasso alcolemico. Ecco, oggi tutto questo non c'è e quindi nell'applicazione rischiamo di avere un grado di soggettività che onestamente non va bene, ecco. Anche perché siamo nel pieno della stagione, per cui i tempi sono molto stretti. Ah sì, io non so quando vedremo il decreto attuativo, e per quello che dico rischiamo di avere una legge che poi non è più in mano a dati oggettivi, rimane in mano ai giudici, e questo non è giusto, ecco. Per quanto riguarda le settimane bianche del turismo di casa nostra, quello a chilometro zero di prossimità che in qualche modo ha caratterizzato anche la scorsa estate, quali sono le previsioni? Sappiamo che spesso molto le famiglie scelgono il periodo di febbraio a ridosso delle vacanze per il carnevale. Avete delle previsioni, parlando anche con gli albergatori, con le altre strutture ricettive? Ma parlando con i colleghi albergatori, insomma, le prenotazioni ci sarebbero anche, febbraio potrebbe essere un buon mese, ci preoccupa senz'altro di più gennaio. Gli italiani hanno voglia di venire, certo che oggi non dico che viviamo giorno per giorno, ma abbiamo visto cosa sono state le ultime settimane, secondo me fare grandi previsioni oggi ha poco senso, ecco. Non è questa, insomma, la stagione per recuperare quanto perso l'anno scorso, mi sembra di capire. No, questa è la stagione in cui dobbiamo riuscire a coprire i nostri costi, perché siamo comunque tutti contenti di essere aperti, non faremo a cambio con l'anno scorso in nessun modo, ma le nostre attività, le aziende di impianti a fune hanno costi fissi molto elevati. Oggi l'obiettivo è coprire i costi, anche quelli dell'energia per far neve, perché abbiamo dovuto farne tanta quest'anno. Ecco, il caro energia certo non è un aspetto positivo, anzi sembra la beffa ad aggiungersi ad una situazione già difficile. Purtroppo sì, l'anno scorso eravamo pieni di neve, non avremmo dovuto veramente un euro da spendere o quasi, e quest'anno invece, a parte qualche nevicata, abbiamo fatto tutto in artificiale. La bolletta di novembre e dicembre non l'abbiamo ancora vista, ma temo che sarà molto dolorosa.
Presidente, grazie davvero, grazie infinite per il suo contributo molto importante, perché è un settore sul quale si guarda con attenzione, quello degli impianti di risalita, delle funivie, quindi grazie davvero a Valeria Ghezzi, Presidente ANEF, e naturalmente buon lavoro, in bocca al lupo per questo inverno. Grazie a voi e auguri a tutti. Grazie, buon anno anche a lei, buon lavoro. Insomma, giustamente diceva la Presidente, ci fossero i decreti attuativi almeno sapremo. Purtroppo questa è una mancanza che spesso ha accompagnato le misure in questi 2 anni di pandemia. Sì, è una costante, l'abbiamo visto anche di recente con l'ultima presentazione ad esempio del decreto che è stata presentata in conferenza stampa con delle date un po' così per sommi capi, e poi l'attuativo, la pubblicazione in Gazzetta ha confermato date in certi casi completamente diverse e comunque sempre in ritardo di un paio di giorni, mettendo in difficoltà anche altri settori, perché penso ad esempio all'obbligo delle mascherine FFP2 che è entrato in vigore il 25 di dicembre, costringendo molte sale cinematografiche a lasciare fuori clienti che giustamente avevano già prenotato il biglietto ma che il giorno di Natale non sapevano dove comprare un FFP2, e quindi ci troviamo sempre di fronte agli stessi scivoloni che ci mettono ancora più in difficoltà di quello che già fanno con le norme ordinarie. Aiello, si parla, e ci sarebbe anche già una data di decisione del Consiglio dei Ministri, il 5 gennaio, la decisione di estendere l'obbligo vaccinale ai lavoratori. L'alternativa, ma alla quale insomma il governo sembra non voler arrivare, sarebbe quella di un obbligo vaccinale esteso per tutti, ma che sta dividendo la stessa maggioranza, perché insomma bisognerebbe capire come poi si attuerebbe questo obbligo vaccinale secondo le sanzioni sul modello Germania, o in che modo. Per cui si cerca di tamponare prima di arrivare a quello, e quindi estendere l'obbligo vaccinale a tutti i lavoratori. Il vostro settore ormai insomma l'ha già superato, ha già passato questo ostacolo. Potrebbe essere davvero la soluzione finale? Probabilmente sì, perché immagino che nessuno possa permettersi di andare avanti anche solamente 3 mesi in sospensione non retribuita, quindi porterebbe a questo punto sicuramente a una vaccinazione per la maggior parte di quelli che sono rimasti ad oggi esclusi. Comunque andare ad obbligare, o peggio ancora a nascondere un obbligo sotto dei provvedimenti come questo, ma come poteva essere quelli del Super Green Pass per i tavolini del ristorante o quant'altro, non va mai bene secondo noi, perché inizialmente il governo ha sempre lasciato la libertà di scelta, e qualora non si sia stati in grado di mettere in condizione tutti quanti di scegliere la cosa giusta, vuol dire che hanno sbagliato probabilmente una campagna di comunicazione all'inizio, proprio creando troppa confusione nei primi 3-4 mesi, quando la gente avrebbe dovuto vaccinarsi in autonomia e fare le code non ai centri tamponi ma ai centri vaccinali. Dopodiché si arriverà a questa scelta? Probabilmente sì, e se lo farà l'Italia probabilmente come capofila, poi si adeguerà anche tutta Europa, sembra che la strada sia già segnata, potrà essere probabilmente anche la scelta definitiva per dare il colpo finale alla pandemia, quindi non andiamo a discutere tanto la cosa, se non dal punto di vista quasi della coercizione, o comunque di questa obbligatorietà mascherata che, ripeto, non fa mai bene, soprattutto quando all'inizio dai libertà di scelta a tutti quanti, perché i Novax, chiamiamoli così, anche se il termine non mi è mai piaciuto, perché etichettare le persone è sempre sbagliato, ci sono molte storie al loro interno. Certo. Si dividono comunque in 2 gruppi, ci sono quelli che ogni giorno mi minacciano sui social sotto articoli o cose, e ai quali onestamente non do neanche tanto tempo e attenzione, ma ci sono molte persone che hanno effettivamente paura perché hanno ricevuto delle informazioni sbagliate, e alle quali con una comunicazione anche ad oggi fatta in maniera semplice, lineare e trasparente si potrebbe riuscire a convincere senza andare poi a imporre un obbligo. Non capisco perché non si riesca a intraprendere questa strada, semmai, seppure dopo un anno comunque cambiare l'idea alle persone è molto difficile, perché comunque molti di loro hanno anche dei timori che posso comprendere per un certo tipo di informazione che è stata data, soprattutto nei primi 3-4 mesi di campagna vaccinale. È quello forse che è venuto a mancare, una giusta informazione anche scientifica, non solo la pubblicità magari con dei testimonial che comunque hanno sempre la loro efficacia e aiutano, perché poi sappiamo quanto l'influencer, il testimonial generale, il personaggio famoso attiri soprattutto magari tra i più giovani, e quindi tutto quello che serve è fondamentale, però forse
l'ho detto spesso il Presidente Zaia, è mancata una campagna istituzionale di informazione giusta ai cittadini e questo magari lo stiamo pagando ora. Prima faceva riferimento al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, COSAP, quali sono le novità e quali sono poi le prospettive in tal senso, perché insomma a quanto pare poi quello dei plateatici rimarrà una strada importante che con la bella stagione, perché in quest'ottica di convivenza stare all'aperto è sempre la soluzione migliore laddove è possibile. Certo, innanzitutto bisogna premettere che comunque la COSAP per un comune è sempre una delle fonti di maggior introito, che quindi permette poi di pianificare tutta la programmazione dell'anno successivo. A maggior ragione nei centri storici, dove la maggior parte dei plateatici va a occupare anche degli stalli e quindi va a generare anche un minore introito per i parcheggi. Quindi sicuramente la COSAP per il comune è un'importante fonte di reddito, diciamo. Il governo sicuramente in questi mesi ha sempre garantito al comune un fondo per poter appunto eliminare la COSAP. L'ha sempre fatto ovviamente in tempi tardi, nel senso che a 2 o 3 giorni prima della scadenza dava dei fondi. Questa cosa si è verificata anche quest'anno, perché adesso con l'approvazione della manovra degli ultimi giorni il governo ha finalmente liberato un nuovo fondo per andare a rimborsare i comuni per i primi 3 mesi del 2022, visto il giusto prolungarsi dello stato d'emergenza, e quindi appunto tutti i comuni d'Italia potranno per i primi 3 mesi del 2022 concedere la COSAP in maniera gratuita. Questo in alcuni comuni cambia poco, tipo Vicenza, perché Vicenza già aveva dei fondi di bilancio che aveva destinato da tempo alla COSAP, addirittura per i primi 6 mesi del 2022. Fa invece la differenza in un comune come Treviso, che per diversi motivi si era trovato con delle perdite di bilancio a fine anno e quindi aveva dovuto cancellare quanto era stato invece promesso quest'estate, ovvero anche loro avevano promesso appunto i primi 6 mesi gratuiti, ma poi già a settembre-ottobre ci hanno detto che non sarebbe stato possibile. Quindi adesso ci troviamo in una situazione in cui molti ristoratori si sono visti recapitare le prime lettere, diciamo, di riepilogo di quanto si andrà a pagare nel 2022 con la rata unica a gennaio 2022, a differenza di quanto capitava invece negli anni scorsi, in cui già c'era una rateizzazione. Ha creato ovviamente questa cosa un po' di panico, perché noi abbiamo ricevuto decine di chiamate in quei giorni là da ristoratori che dicevano: ma come, oltre a non togliermi niente mi fanno pagare anche tutto subito, come faccio? Allora spieghiamo velocemente la cosa. Innanzitutto adesso è tutto congelato, perché appunto con la proroga del comune non si è tenuti a pagare nulla fino ad aprile. In più chi ha già versato, ma onestamente penso nessuno visto il periodo di difficoltà, ma chi avesse eventualmente già versato parte della tassazione per il suolo pubblico potrà chiedere un rimborso al comune e verrà dato in maniera immediata. Dopodiché verranno rilasciati nuovi conteggi a questo punto, escludendo i primi 3 mesi dell'anno. Su questi nuovi conteggi la norma non prevede più una dilazione in 5 o 6 rate come era per gli anni scorsi, ma prevede per tutti quanti una rateizzazione massima di 4 rate. Proprio per questo cambio di norma c'è la necessità da parte dell'utente di richiedere alla tesoreria tramite PEC la rateizzazione. La tesoreria poi risponderà alla PEC con le 4 rate e le 4 scadenze, che mi auguro restino 4 nonostante sia stato tolto un trimestre. Non vorrei mai che dicessero: beh, un trimestre in meno, una rata in meno. C'è comunque la necessità di dividere il più possibile, di dilazionare il più possibile il pagamento, e di questo parleremo a breve anche con il vice sindaco De Checchi, chiedendo appunto che sia possibile mantenere questa possibilità delle 4 rate. Ultima cosa che ricordo, anche se non c'entra sul discorso COSAP direttamente, quest'anno è ancora valida la deroga sui plateatici, quindi chiunque, a parte quelle 7-8 case, mi sembra a Treviso, che hanno deciso di toglierlo, chiunque avesse un plateatico in deroga fino al 31 dicembre 2021 lo mantiene anche nel 2022 con gli spazi ampliati, seppur pagando, e soprattutto con un arredo non sempre consono al regolamento comunale. Perché appunto in deroga uno poteva mettere anche i famosi tavoli in legno da sagra, gli ombrelloni colorati, certo, quello che capitava a poco prezzo perché serviva tamponare in un momento difficile. Dal 2023 sarà però necessario conformare i plateatici al regolamento comunale, e quindi si necessiterà un nuovo investimento da parte dei ristoratori, che però a quel punto spero che siano fuori dalla crisi e quindi che sia modo di permettersi di pagarli in maniera più tranquilla e più serena.
Allora, dovremmo avere in collegamento telefonico il nostro Lorenzo Maier da Venezia. Pronto Lorenzo? Sì, buongiorno Francesca, a te, il tuo ospite e ai nostri telespettatori, buon anno a tutti. Buon anno anche a te Lorenzo. Allora, ci sono alcune notizie di cui aggiornare i nostri telespettatori. Partiamo dalle immagini che stanno facendo discutere dell'assalto in piazza San Marco la notte di Capodanno, feste che sono state, le feste quelle organizzate, che sono state annullate proprio per evitare gli assembramenti, eppure le immagini parlano chiaro. Lorenzo, le vediamo insieme. Sì, la notte di San Silvestro c'è stato un grande assembramento in piazza San Marco per aspettare la mezzanotte. Evidentemente non c'era nulla di organizzato, ma tantissime persone, molti veneziani, ma anche i turisti che comunque c'erano in città, perché gli hotel si sono riempiti solo al 50% e quindi con un bilancio sostanzialmente negativo rispetto ai capodanni pre-pandemia, ma comunque c'erano turisti o semplicemente persone che sono venute a Venezia a trascorrere l'ultimo dell'anno, che ci sono poi riversate in piazza nonostante non ci fosse nulla di organizzato, nonostante l'amministrazione comunale abbia vietato qualsiasi forma di eventi. Devo dire, nelle immagini che sono circolate quasi tutti indossavano la mascherina. Comunque c'è stato un notevole assembramento e anche i commercianti stessi, insomma le categorie e alcuni cittadini in questi giorni, in queste ore hanno lanciato un po' così l'allarme, dicendo che è proprio in questa maniera che si rischia di diffondere il contagio. Evidentemente nessuno poteva impedire alle persone di essere in piazza, però probabilmente occorreva una regolamentazione del tutto e forse questo notevole assembramento, nonostante anche i fuochi d'artificio che tradizionalmente, oltre al Redentore, naturalmente caratterizzano l'ultima notte dell'anno e l'inizio del nuovo, in piazza non ci fossero, quindi non c'era lo spettacolo pirotecnico, però c'era veramente un numero di gente che ha stupito un po' tutti. Ecco, speriamo che comunque di non dover poi nei prossimi giorni pagare questo in termini di risalita del contagio. Lorenzo, restiamo in piazza San Marco in qualche modo per parlare di quello che è il futuro per quanto riguarda il cantiere, i lavori, per questo, che cosa ci aspetterà per questo nuovo anno? Il cantiere in piazza San Marco, che era partito, a cui tutti i veneziani guardavano con grande fiducia, era quello proprio per la realizzazione di barriere mobili e provvisori in attesa del completamento delle opere complementari a Mose, che dovrebbero proteggere la Basilica in caso di acqua alta anche quando il Mose non sarà in funzione. Ricordiamo che il Mose al momento dovrà entrare in funzione quando in questa fase di sperimentazione l'acqua alta rispetto al mediomare è di 1,40 m, la Basilica va sotto già a quota 85, quindi è chiaro che anche con giornate di acqua alta non importanti, però la Basilica Marciana era prima che va sotto. Il cantiere è iniziato, purtroppo è durato solo un mese perché al momento i lavori sono fermi, in quanto c'è una diatriba con le ditte, le due imprese che aspettavano per contratto la prima tranche dei pagamenti, i soldi che a quanto pare in cassa ci sono, ma essendo in quota al provveditorato manca, se per così possiamo sintetizzare così, una firma che consenta l'erogazione poi di questi soldi che non sono ancora arrivati. Quindi il cantiere purtroppo è fermo e questo provocherà sicuramente un allungamento dei tempi, anche perché non è dato sapere al momento quando i lavori potranno ripartire. Si sperava addirittura che la Basilica potesse essere asciutta già per Natale, poi c'è stata queste condizioni meteo che ovviamente fin da subito, essendo ottobre-novembre il periodo peggiore per le acque alte, avevano fatto capire
che non si sarebbe arrivati sicuramente a Natale con la fine dei lavori, però si sperava almeno per primavera, ecco, se il cantiere avesse poi funzionato in maniera regolare. Così non è, e quindi speriamo che possano ripartire presto i lavori, perché poi dopo i lavori alla Basilica c'è tutta una partita molto più ampia che riguarda appunto le opere complementari del Mose, che attingono a un altro capitolo di spesa e che dovrebbero riguardare addirittura l'innalzamento della pavimentazione in piazza San Marco, ma questa è un'altra partita. Quindi possiamo dire che purtroppo i lavori sono fermi e c'è una grande incognita, perché comunque anche visivamente i cantieri hanno provocato un impatto importante in piazza San Marco, però vedere il cantiere desolatamente vuoto non è certo una bella immagine. Ecco. Ultimissima notizia, Lorenzo, riguarda uno dei protagonisti della mostra del cinema, stiamo parlando di Sorrentino, ci sono delle novità? Sorrentino sì, è uno dei candidati maggiori il prossimo lunedì, fra 8 giorni, a ricevere il Golden Globe a Los Angeles. Questo è il primo appuntamento, dopo la mostra del cinema per quanto riguarda i riconoscimenti dei film usciti nel 2021, un appuntamento che anticipa poi l'altro grande manifestazione, che è quello ovviamente degli Oscar americani, che è importantissimo, e Sorrentino è sicuramente tra i favoriti, almeno molti italiani insomma si augurano che quello che è sfuggito a Venezia per poco con il Leone d'Oro che era dato a Sorrentino, che poi invece la giuria ha deciso di attribuire diversamente, pur avendo dato a Sorrentino un premio importante come quello della giuria, ecco, che ci possa essere una rivincita americana con questi Golden Globe che porterebbero sicuramente una ventata di entusiasmo per il cinema italiano, confidando che poi anche le sale cinematografiche possano continuare a essere aperte, perché chiaramente la pandemia è un qualcosa che allarma anche tutta la filiera cinematografica e della produzione artistica. Pensiamo ieri al grandissimo, bellissimo spettacolo del concerto di Capodanno al Teatro della Fenice. È stato un appuntamento veramente che ha avuto un eco mondiale, ma ci si domandava se i contagi saliranno, se si potrà continuare a poter contare su appuntamenti culturali che per Venezia sappiamo essere importanti, anche la prima fonte economica. Abbiamo visto già gli stadi che dovranno fare una marcia indietro riguardo alla capienza. Ecco, adesso c'è la spada di Damocle per quanto riguarda teatri e cinema, per capire cosa succederà, ma questo lo vedremo nei prossimi giorni. Grazie davvero Lorenzo Maier, grazie per i tuoi aggiornamenti, buona domenica e ancora buon anno Lorenzo. A voi. Noi siamo in chiusura di questo spazio, tra pochissimo a proposito di cultura avremo qui il maestro Diego Basso per parlare del suo 2021 d'oro ma anche dei progetti futuri. Volevo chiudere con lei, penso a Aiello, nella sua esposizione dei vari temi io ho sentito dell'ottimismo ma ho sentito anche molta cautela e anche, mi dica se sbaglio, un pizzico di timore che le cose possano cambiare da un momento all'altro. Quell'insicurezza che ha caratterizzato la prima fase della pandemia ci sta accompagnando ancora. Ci sta accompagnando perché ci troviamo comunque davanti a un governo che il 25 di dicembre ha chiuso le discoteche 5 giorni prima, dopo aver promesso anche a loro come a noi di poter stare aperti in zona gialla e in zona arancione. Quindi siamo purtroppo, abituati a questi cambi di rotta improvvisi. Il primo il 18 di dicembre dell'anno scorso per la chiusura di Natale, che doveva essere stata scongiurata dalle chiusure del 18 di ottobre, poi gli impianti sciistici, adesso appunto le discoteche. Quindi diciamo che la piena fiducia non si riesce mai a riporre in chi ci amministra, però ripeto, un provvedimento secondo me importante come quello delle quarantene fa sì di poter vivere con un po' di sereno ottimismo questo inizio 2022 fino a prova contraria, come si dice.
sperando però che questa volta le cose scorrano finalmente lisce, anche grazie appunto alla campagna vaccinale, che per quanto poco sta comunque coinvolgendo un numero importante della popolazione, quindi un insieme di cose che dovrebbero farci uscire a breve. Abbiamo visto anche come la variante Omicron, nonostante abbia contagiato molte persone in poco tempo, si è risultata alla fine innocua. Probabilmente gran parte di questo è dovuto anche comunque alle vaccinazioni, certo. E di conseguenza se iniziamo anche a essere meno spaventati dalle varianti, possiamo essere un po' più ottimisti per il futuro. Potrebbe essere davvero l'anno per ricominciare con un po' più di leggerezza, ne abbiamo tutti bisogno. Grazie davvero ad Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Abbiamo fatto la fotografia di questo che sarà il 2022 per queste importanti attività. Grazie davvero e naturalmente in bocca al lupo per questo nuovo anno. Grazie a voi, viva il lupo e ancora buon anno a tutti quanti. Grazie, noi ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in diretta con il maestro Diego Basso. A tra poco. Rieccoci in diretta, ve l'avevo annunciato, mi ha raggiunto ed è davvero un onore, un piacere avere con noi il maestro Diego Basso, direttore d'orchestra, arrangiatore, ma insomma non servono tante presentazioni perché è un volto noto ormai dei palcoscenici nazionali e non solo. Buongiorno maestro e buon anno. Buongiorno a tutti voi e buon anno a tutti. Allora maestro, io qui ho una piccola sintesi di tutto quello, di tutti gli appuntamenti, dai concerti alle tournée, alle produzioni che l'hanno vista impegnata nel 2021, che è stato un anno comunque complicato per il mondo della cultura, dello spettacolo e della musica in generale. Sicuramente sì, continua ad essere complicato anche questo periodo, però insomma ci sono dei segni di ripresa, abbiamo cercato, restando nelle regole, rispettando le regole di distanziamento, mascherine eccetera, di fare insomma una serie di concerti, una serie di tournée, una serie di cose che ci hanno permesso di stare in piedi, no? Perché oggi questo è un po' il senso del nostro lavoro. Quindi questa è la speranza con la quale noi ripartiamo anche per il 2022, prendendo atto del 2021 rispetto al 2020, ecco, vorremmo che il 2022 speriamo sia il passaggio definitivo verso la normalità. Si pensa al direttore d'orchestra, si pensa alla musica classica, alla musica lirica, ma invece il maestro Basso ci ha abituati ad un passaggio tra diversi generi musicali, dalle arie d'opera al pop, al rock sinfonico. La musica però è la vita e la musica ci ha accompagnati e ci ha aiutato tanto in questi 2 anni di pandemia, maestro. Beh, sicuramente sì, la musica ci accompagna ogni giorno. E noi abbiamo tanti ricordi, no? Legati alla musica, ognuno di noi delle esperienze legate alla musica. Sicuramente ci ha accompagnato in questi 2 anni, però io credo che la musica dal vivo sia qualcosa che si percepisce a pelle in modo completamente diverso. Quindi io credo che tornare alla musica dal vivo sia necessario per tutti noi, per chi ama la musica, ma anche per chi va a vedere semplicemente un concerto per il gusto di vederlo. Sì, definisco che il mio mondo è un mondo che va dalla musica lirica, dalle arie d'opera fino al pop rock. È stata un po' una mia caratteristica, un mio modo di pensare la musica, in quanto per me la musica c'ha una M sola, no? Ed è la M di musica, tutto fa musica, tutto è musica, e quindi insomma, ho cercato di portare avanti questo mio pensiero nella semplicità e nel valore dell'emozione della musica. Ecco, questo è stato un po' il mio modo. Quindi ho fatto dei concerti di musica lirica senza fare un'opera intera, perché non è quello il mio mondo, però un'aria d'opera, un'overtura sì, sicuramente, perché dai grandi della musica classica si impara moltissimo. Io credo che la mia direzione sia fondata su quel mondo per poi portarla nel mondo pop e nel mondo rock. Insomma, questo è quello che io penso di questo mondo. Proviamo a ripercorrere questo 2021 che inizia intorno al primavera-estate con un omaggio ad un grande, forse al più grande, ad Ennio Morricone. Sì, questo
Sicuramente mi appartiene, no? Questo mondo del maestro Morricone che io che io eseguo le sue musiche dal 2004. Poi eseguirle in un momento storico molto particolare, eseguirle in un posto molto particolare che è stato il ponte, l'inaugurazione del ponte di Bassano, con un grandissimo della musica, il maestro Andrea Griminelli, che ha collaborato con Morricone. Morricone ha scritto delle arie per lui, delle melodie per lui, e quindi le abbiamo anche riprese e le abbiamo riportate alla luce per orchestra e flauto. Quindi credo che sia stato un momento magico per quello che riguarda quello che abbiamo sentito, no? In quel momento, anche se, come si vedono dalle immagini, c'era un freddo, un vento incredibile, ma la forza e la volontà di farlo c'è stata da parte di tutti, e quindi è stato un momento molto, molto intenso. Ci sono stati poi dei momenti in cui la musica ha voluto essere un tributo verso chi si è speso, si sta spendendo ancora. Era il 18 settembre a Sant'Orso, con il Galà della Lirica, il concerto per ringraziare il personale sanitario, un tributo doveroso. Io credo di sì, sicuramente sono persone che ancora oggi stanno lavorando e stanno lottando veramente con grande forza per darci, per sostenerci, perché poi alla fine sono quelli che ci vengono a prendere, che ci danno la possibilità di fare i vaccini, di fare i tamponi, di curarci, e credo che per loro non siano finite le difficoltà, no? Dobbiamo comunque essere a sostegno, dobbiamo ricordarli, dobbiamo tenerne conto, non ci dobbiamo dimenticare, perché non so, il primo anno, il primo periodo, no? C'erano striscioni, c'erano tante cose a favore di queste persone. Poi siamo diventati nell'abitudinario, è diventato un po' tutta un'abitudine, e quindi non li abbiamo più, secondo me, ricordati e sostenuti. Dobbiamo essere veramente fieri di avere delle persone che danno una mano agli altri, che curano gli altri, che sono a disposizione con sacrifici enormi per aiutare chi ha bisogno. Musica non solo all'interno dei teatri, ma abbiamo visto sul ponte di Bassano, ma poi avete suonato anche a 2000 metri di altezza, al Bosco degli Artisti di Falcade, anche in questo caso per ricordare la tempesta Vaia. Era il 24 luglio ed eravate appunto a Falcade. Sì, questo progetto è il terzo anno che andiamo a fare. È stato un progetto che è nato anche insieme a Treviso, insieme al sindaco Mario Conte, dove abbiamo cercato di pensare che il legno di questi alberi è il legno che comunque fa gli strumenti musicali. Così è nata l'idea, no? E di quindi andare noi con la nostra musica a portare un omaggio alle piante, al legno che ha dato tanta vita ai nostri strumenti ad arco. Sì. Il legno che poi è caduto, no? In tutta questa tempesta, in questo disastro. E appunto 2 anni e mezzo fa è partita questa idea, che con un primo concerto al Comunale di Treviso, che poi è stato riportato su a Falcade, il Bosco degli Artisti, dove abbiamo trovato uno spazio che sembrava messo lì apposta per ospitare un'orchestra. Le sedie sono state fatte con dei tronchi, i musicisti sono seduti su dei tronchi tagliati da questi alberi che sono stati spezzati. E abbiamo fatto il primo anno il concerto La mia terra, è proprio il titolo di questo progetto. Il secondo anno abbiamo fatto le musiche di Morricone, e quest'anno invece abbiamo portato Roby Facchinetti con il progetto Roby Facchinetti Symphony. Roby Facchinetti, che ormai è diventato di casa, con il quale ha collaborato, ed è uno dei tanti nomi di personaggi della musica, dello spettacolo, con il quale lei sta collaborando. E quindi partiamo proprio da Roby Facchinetti. Allora, partiamo da qualche momento prima, no? Noi abbiamo fatto, quando abbiamo finito il primo lockdown, il giorno prima della riapertura, ho pensato a un concerto diverso. Con Roby ci sentavamo quasi tutti i giorni, perché Bergamo era in un momento veramente tragico e lui ha perso veramente persone care, quindi insomma eravamo molto in contatto, e gli ho chiesto se voleva venire a vedere, a cantare, no? Dopo 4 mesi che eravamo tutti fermi e bloccati.
E lui mi ha detto sì, vengo, però ho detto Roby, non ci sarà il pubblico, saremo noi, l'orchestra e il vuoto. Questo progetto si chiama Tra cielo e terra ed era veramente un momento di incontro della musica e il silenzio. E lui ha detto sì, vengo immediatamente perché ho voglia di fare qualcosa, dopo tutto quello che è successo ho voglia di fare qualcosa. Quindi è stato l'inizio di una collaborazione stabile con Roby Facchinetti, da lì nasce poi Roby Facchinetti Symphony, che è questo nuovo nostro progetto dove abbiamo preso le musiche più importanti scritte da Roby Facchinetti ma eseguite dai Pooh in 50 anni di storia e poi anche qualche inedito, 5 inediti che ha scritto Roby Facchinetti. Qual è la caratteristica di questo progetto? Abbiamo tolto tutto quello che era il mondo della band, quindi è un disco, è un album dove dove è stata pensata la musica allo stato puro, no? Quindi un'orchestra, solamente un'orchestra sinfonica, un'arpa e un pianoforte e la voce di Roby, con molti brani anche proprio sinfonici, nel senso senza neanche la voce, proprio pensati in questo senso. Come vedete questo video Uomini Soli è tratto appunto, è il video tratto da questo album. E questo album che coinvolge veramente tantissime persone, pensate che abbiamo lavorato con oltre 100 musicisti, l'Art Orchestra di Budapest e l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, quella la mia orchestra stabile, e 150 coristi, quindi un coro lirico, un coro pop dell'Art Voice Academy, quindi proprio rappresenta questo lavoro, rappresenta il totale, no? Tutto quello che io sto preparando, sto lavorando, sto facendo, ecco, è dentro a questo album, è dentro a questi 99 minuti di musica pop sinfonica con Roby Facchinetti, che poi abbiamo fatto un primo concerto su a Falcade, un primo accenno, un concerto un po' più sostanzioso a Castelfranco Veneto e adesso insomma è pronta, dopo l'uscita dell'album, è pronta anche la tournée per il 2022. L'orchestra, la sua orchestra protagonista del video proprio del primo singolo dell'album Roby Facchinetti Symphony, ma anche protagonista del video del singolo d'esordio solo di Matteo Bocelli, registrato anche qui in uno scenario particolare, insomma collaborazioni che si allargano sempre di più, maestro. Sì, questi due video sono stati fatti con l'orchestra giovanile, l'orchestra, la ritmico-sinfonica Young Orchestra, che anche ha partecipato con Andrea Bocelli al Set Music Award su Rai 1. Questo lavoro con questi ragazzi è partito qualche anno fa e si sta consolidando sempre di più. Loro come primo progetto abbiamo fatto Sanremo Young su Rai 1, 6 puntate in diretta su Rai 1 per 2 anni, ma la cosa bella è che si sta consolidando. Sono ragazzi dei 18 ai 25 anni, alcuni hanno già finito il loro percorso e quindi adesso suonano nella grande orchestra oppure in tantissime altre situazioni. Quindi la cosa bella è avviare anche i nostri ragazzi alla professionalità, al professionismo, no? Questo è fondamentale. Quindi vengono nella Young Orchestra, lavorano con questi grandi artisti per poi poter fare il loro percorso professionale. Dicevo, si è consolidata l'orchestra perché poi oltre ai concerti, abbiamo fatto diversi concerti con la Young, ma hanno fatto questi 3 video molto, molto belli e molto importanti secondo me anche per un percorso professionale dei ragazzi. Lei poi ha diretto i 70 musicisti della ritmico-sinfonica Young Orchestra, a proposito, in occasione del compleanno di Gerry Calà all'Arena di Verona, dove si sono alternati sul palcoscenico grandi nomi proprio dello spettacolo e della musica italiana. È un'altra sua versione proprio per questa universalità della musica. Ma sicuramente sì, è stata un'esperienza molto, molto bella. Gerry Calà lo conosco da diverso tempo, ancora quando eravamo in televisione, insomma Rai 1, ho fatto diverse cose con lui. Mi ha fatto molto piacere che mi abbia coinvolto in questo suo progetto molto particolare, perché erano 70 anni, il suo compleanno di 70 anni, ma anche 50 anni di carriera, e mi ha fatto piacere che
dottor Gianmarco Mazzi dell'Arena di Verona mi abbia voluto lì con l'orchestra per fare questo bellissimo progetto. Artisti che si alternavano insomma in modo veramente bello, ma dal mondo della lirica di Katia Ricciarelli per arrivare al mondo J-Ax e a tutto il mondo del pop, i Gatti, poi vedere insieme un'altra volta i Gatti di Vicolo Miracolo, che veramente sono stati, cioè, sembrava che fossero sempre stati insieme e che continuassero a essere insieme della loro bellezza di quando hanno fatto i loro numeri, i loro momenti anche canori con l'orchestra, no? Quindi è stata una bellissima esperienza e, ripeto, vedere i nostri 70 ragazzi che comunque hanno visto cosa vuol dire una produzione importante, perché poi insomma, l'Arena di Verona è l'Arena di Verona, non è che i teatri sono tutti eccezionali, no? Però sappiamo che nel mondo l'Arena di Verona è considerata una cosa unica e straordinaria, quindi poi ritornare dopo la pandemia in un'arena dove c'era anche lì il pubblico ce n'erano tanto, perché comunque si era riusciti ad avere un numero, mi pare che erano su 6.000 o 5.000 persone, insomma era uno dei momenti dove si percepiva, no? L'applauso, la forza del pubblico, si sentiva insomma, questa bella amicizia anche fra le persone che erano lì, che lavoravano insieme a Jerry Calà, quindi è stata un'altra bellissima esperienza del 2021. È questo, maestro, il futuro della musica, mettere insieme in spettacoli vari generi, come in questo caso, dalla lirica al pop al rap, proprio per quello che lei diceva all'inizio, c'è un'unica musica, quella con la M maiuscola? Ma sicuramente sì, io credo che non dobbiamo, no, fossilizzarci o schematizzare o fare dei compartimenti stagni. Io credo che la musica va fatta con grande professionalità, va fatta con il cuore e questo può portare veramente del bene a chi la fa, a chi la suona, a chi l'ascolta, può portare dentro di noi qualcosa di veramente unico, no? Perché le notizie brutte, i momenti difficili le superiamo anche attraverso qualcosa di la positività, qualcosa di positivo, e la cosa bella è quando finisce un concerto e la gente ti dice: abbiamo passato 2 ore dove non abbiamo pensato a nulla, abbiamo pensato solamente a stare bene. Quindi questo è il più bel complimento che ti possa fare qualcuno del pubblico dopo che hai fatto un concerto. Ci può anticipare qualche progetto per questo 2022, qualche altra collaborazione? Tornerà a lavorare con Robby Facchinetti, insomma quello che ci può anticipare? Beh, allora, di Robby Facchinetti la tournée è già definita, è andata su tutti i giornali, in televisione, quindi partiremo il 22 marzo dal Teatro Donizetti di Bergamo, il 29 saremo al Teatro Lirico di Milano, poi faremo altre tappe in Italia, saremo anche al Teatro della Conciliazione di Roma, Firenze, Mantova, Torino, ma devo dire che c'è una bellissima tappa che sono, insomma, in qualche modo grazie al sindaco Mario Conte, che insomma è un amico e ha sempre un occhio di riguardo per la musica, perché da quando eravamo insieme al coro dell'Alpina di Treviso c'è questa amicizia profonda, no? E ogni volta che dico facciamo qualcosa a Treviso è sempre pronto, e quindi il 5 maggio avremo questo grande concerto di Robby Facchinetti Symphony al Teatro Comunale di Treviso, quindi insomma è proprio ufficiale, quindi qualsiasi persona vuole prenotarsi i biglietti, i posti sono già disponibili, quindi far passare a Treviso questa tournée a livello nazionale per me è un motivo di orgoglio e sono molto, molto felice, perché questo ed è la prima parte, poi speriamo che ci sia una seconda, che ci sia la tournée estiva, insomma questo è un primo punto sicuramente per il 2022. Ci saranno i concerti dell'Art Voice Academy, questi ormai sono appuntamenti fissi, credo ci sarà il concerto a Castelfranco, credo ci sarà il concerto a Falcade, insomma alcune cose sono già ecco, in cantiere e stiamo lavorando su una serie di idee. Ecco, sicuramente ogni anno dobbiamo rinnovarci, riproporci con qualcosa di, come diceva lei prima, vogliamo portare e riportare la musica nei posti suggestivi. Ho visto adesso l'immagine di Bibione al Faro, no? Ecco, questa veramente è stato un momento di una bellezza unica, fare un concerto lì e sentire
che sui pianissimi dell'orchestra il mare ti accompagnava, il suono del mare, credo siano delle emozioni che si provano solamente in alcuni momenti e in alcuni luoghi che poi creano magia e sintonia tra la musica e il paesaggio. Quindi credo che sia questa anche una bella cosa, tenendo conto che i teatri sono eccezionali, che noi con Roby Facchetti faremo il tour teatrale e i Mio Bei Teatri d'Italia, però ecco, portare la musica qui sul mare a Falcade il Bosco degli Artisti a 2600 metri col Margherita, dove non c'è un albero ma c'è solamente, vedi le montagne che ti vengono, che sono attorno a te e che ti fanno da scenografia e da teatro, che credo siano delle sensazioni uniche che si provano delle volte, no? Sarebbe più facile dire di no, perché le difficoltà di fare i concerti in questi posti sono tante, diciamo, no? Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori e tutte le persone che come i musicisti e come gli artisti non hanno potuto lavorare in questi anni, che sono i tecnici del suono, i tecnici delle luci, io li chiamo i nostri angeli custodi, perché senza di loro noi siamo in palcoscenico ma non saremo quelli che siamo, perché sicuramente ecco, loro ci permettono poi di fare quello che poi voi vedete e ascoltate. Suonare in ambienti così come in riva al mare o in alta montagna è un modo per avvicinare anche un pubblico che magari in teatro non entrerebbe, è un modo per avvicinare un pubblico molto eterogeneo alla musica, ad una determinata anche tipologia di musica, maestro. Ma io credo sicuramente sì, perché poi come dicevo prima sono momenti di una grande suggestione, no? E le persone magari in teatro possono tornarci anche domani, perché il teatro è un luogo che c'è. La musica in questi posti c'è quel momento lì, e poi anche se torniamo un altro anno, no? Come spero di tornare a Bibbione, di tornare a Col Margherita, torniamo con un repertorio diverso, quindi quella magia, quel momento è un momento unico, un momento irripetibile, che come l'abbiamo fatto con i brani della Grande Guerra al Sacrario del Grappa qualche anno fa. Cioè credo che siano momenti, ecco, la musica è fatta di momenti, è fatta di attimi, è fatta di suggestione, è fatta di emozione. Solo così credo, no? Si creano delle cose dentro di noi e dentro a ognuna delle persone che viene a vedere questi concerti. Lei ha parlato dei ragazzi della Ritmico-Sinfonica Young Orchestra. Che emozione è vedere i giovani avvicinarsi alla musica d'orchestra, alla musica sinfonica, ma avvicinare i giovani a questo genere di musica? Ma secondo me è importante e noi ci crediamo molto, io ci credo molto in questo progetto, perché è un modo per far arrivare la musica, è un modo per dare la possibilità ai ragazzi di fare delle cose, di fargli vedere che non è che studiano perché poi, sai, purtroppo non si può entrare, non si può fare, non c'è, perché poi c'è questa, no, un po' mentalità. Io invece credo che i ragazzi se studiano, se hanno qualità, se hanno voglia di fare, il mondo sia aperto, la musica, il mondo della musica è un mondo che ci può dare tantissime soddisfazioni. Noi abbiamo ragazzi delle Young Orchestra che vengono dalla Calabria, vengono dalla Sicilia, vengono dall'Abruzzo, vengono dal Lazio, vengono da tutta Italia, e poi la cosa meravigliosa è farli incontrare, farli stare assieme, fare dei momenti dove proprio si fa una condivisione della musica, no? Quindi questa è una cosa bellissima, e poi poterli fare esibire. Oltre che allo studio c'è il momento del palcoscenico, e quello non può essere, non è scindibile. Cioè tu studi perché una parte dello studio tuo è proprio essere in palcoscenico, lavorare con un grande artista, lavorare con dei grandi artisti, o lavorare anche solo con l'orchestra ma con un pubblico che ti ascolta. Quindi questa è la cosa bellissima, è la cosa meravigliosa che io cerco di fare e cerco di far arrivare ai nostri musicisti e ai nostri ragazzi. E poi il secondo passaggio è farla suonare con la grande orchestra, con l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana. Quindi quando man mano che fanno esperienza, alcuni di loro entrano nella grande orchestra, quindi imparano anche stando fianco a fianco con la persona che è 20 anni e 30 anni che suona, che ha suonato nelle grandi trasmissioni televisive, che ha suonato con i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Quindi è un doppio
avere due orchestre, no? Che collaborano e che sono in simbiosi una con l'altra. Non è, ma sai, c'è la giovanile e quindi no, è un lavoro di insieme, è un lavoro di simbiosi, è un lavoro di stare insieme, è un lavoro di poter far sì che i ragazzi possano percepire e possono imparare. Questo è lo scopo di avere l'orchestra giovanile. E siamo orgogliosi perché sono ragazzi di grande talento. La cosa bella è che i nostri ragazzi, alcuni ragazzi che hanno lavorato con me, oggi lavorano nell'orchestra di Muti, oggi lavorano nell'orchestra di Palermo, lavorano nell'orchestra di Torino, cioè questa è una grande soddisfazione, una grande bellezza, no? Perché comunque i ragazzi poi trovano degli sbocchi, ma trovano degli sbocchi grazie al loro talento, grazie alla loro determinazione, ma grazie anche ad aver suonato e lavorato in modo professionale. Che 2022 sarà per la musica, in particolare per lei, maestro? Ma io ho sempre tanta fiducia, ho sempre tanta voglia di fare. Io credo che siamo verso no, la fine di un periodo duro e comunque affronteremo giorno per giorno tutto quello che ci succede. Sicuramente troveremo delle soluzioni. Le abbiamo trovate in questi 2 anni che sono stati veramente molto difficili. Io credo che la musica ci aiuterà, perché poi la musica aiuta tutti, aiuta noi che magari siamo quelli che siamo dentro, no? E che dobbiamo trovare le soluzioni, però io credo che la musica sia la musica, l'arte, sia quella che ci riempie comunque il cuore e che ci dà sostegno rispetto alle grandi fatiche e alle difficoltà di ogni giorno. Grazie davvero al maestro Diego Basso, è stato un piacere averla con noi e naturalmente in bocca al lupo per i suoi progetti futuri e siamo qui insomma per raccontarli insieme a lei nei prossimi mesi. Grazie al maestro Diego Basso, grazie a voi per averci seguito in questa prima diretta del 2022, l'informazione di Antena 3 torna questa sera a partire dalle 19:30. Grazie, buona giornata, buona domenica e buon anno ancora. Grazie, buon anno a tutti voi. Grazie maestro, arrivederci. Grazie.